Dall'anno prossimo, per accedere a Venezia sarà necessario pagare un contributo d'accesso. Il provvedimento si inquadra nel sistema con cui il Comune intende regolare i flussi turistici in città. Il contributo sarà applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e quindi alle sole persone che non pernottano a Venezia. La data è stabilita, 16 gennaio 2023, le modalità sono state stabilite, le esclusioni anche, e quindi si parte con grande umiltà, con la certezza che sarà un sistema sicuramente complesso, sicuramente impegnativo da gestire, sicuramente innovativo, sicuramente pionieristico. Le prossime tappe sono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e in settembre la delibera di giunta che stabilisce le soglie a cui sono poi agganciate appunto le tariffe che vanno dai 3 ai 10 euro come da regolamento approvato ieri. Il Comune sta anche pensando di fissare un limite di capienza della città, che non significa chiusura. Venezia resterà sempre aperta, ma superata una certa soglia di presenze, che potranno essere diversificate nel corso dell'anno, si pagherà un contributo più alto. Il bilancio non ha bisogno di questi soldi. Queste sono una misura di incentivo e disincentivo che insieme alla prenotazione fanno sì che cerchiamo di far vivere meglio il turismo a coloro che vengono in visita alla città e meglio ai residenti di vivere nella propria città. Oltre ai residenti e a chi è nato all'interno del Comune di Venezia, il contributo d'accesso non si applica a chi a Venezia studia e lavora, chi deve accedere a strutture sanitarie, ai proprietari di immobili, i minori di 6 anni, i disabili e i loro accompagnatori. Entro certe soglie, che saranno deliberate dalla Giunta Comunale, non dovranno pagare nemmeno i residenti della città metropolitana e della Regione Veneto. Molti saranno i controlli, saranno operati da personale autorizzato in tutta la città, non più appunto come era precedentemente nel precedente sistema, solo appunto dove scendevano le persone dal treno o dall'autobus. I residenti ovviamente non saranno costretti in alcun modo a prenotarsi e sarà sufficiente esibire la carta d'identità nel momento del controllo. Chi invece sarà richiesto di prenotarsi appunto sono le persone che vengono da fuori e che dovranno appunto registrarsi e prenotarsi e dichiarare eventualmente il motivo di esenzione, che sono quelli elencati nel grande regolamento che abbiamo appena approvato. Ovviamente chi dichiara il falso si assume la responsabilità della sanzione da parte del Comune di Venezia, ma anche il rischio di essere poi appunto chiamato a rispondere penalmente di dichiarazioni false. Per abituare al meccanismo di prenotazione e iniziare a testare il sistema, intanto dal 1 agosto saranno previsti sconti sui mezzi pubblici e sul circuito culturale a chi annuncerà la propria visita almeno 30 giorni prima dell'arrivo. Si avrà la possibilità appunto di avere una scontistica non prenotando ma dicendo io vengo quel giorno. A noi servirà come esperimento in questi mesi per capire e per far iniziare a pensare alla gente che bisogna fare questo sistema.